Il caso Altu-Glass, l'energia come discrimina. L'azienda del gruppo statunitense Trinseo, operativa nel polo chimico di Marghera dal 2021, ha annunciato la chiusura dello stabilimento veneziano con il licenziamento di 51 lavoratori e una riduzione dei posti anche nello stabilimento milanese di Roma. La ragione inferita e non contestata è il costo dell'energia, che rende la produzione locale non competitiva rispetto agli acquisti dall'estero. La stima citata è che la materia chimica prodotta in loco costi 2.127 € la tonnellata contro i 1.616 € la tonnellata che si possono acquistare altrove. Nei fatti, la chiusura di Altruglass rischia di propagarsi come un effetto domino nel comparto chimico-petrolchimico veneziano e oltre anche. I sindacati hanno già programmato lo stato di agitazione e chiesto interventi urgenti. Questo caso, per quanto specifico, è emblematico però, è un segnale forte che i costi energetici stanno diventando un fattore di disgregazione industriale. Il problema è un'Italia che paga troppo i numeri dell'energia. Per comprendere quanto drammatica sia la condizione italiana, basti guardare a qualche dato recente. A settembre 2025 il prezzo medio dell'elettricità in Italia è stato pari a 109,09 € sul megawatt, mentre in Francia nello stesso periodo il prezzo medio era 78,01 € al megawatt, in Germania 77,60 € al megawatt. Nel 2024 il prezzo all'ingrosso dell'elettricità in Italia è stato stimato in circa 109 € al megawatt, mentre in Francia è stato intorno ai 58 € al megawatt, meno della metà. Secondo studi citati dal Kane Asia, le imprese italiane nel 2024 hanno pagato l'elettricità fino all'87% in più rispetto alla Francia. Questo è il dato che ci deve far riflettere. Questi scarti non sono bazzecole, significano che un'impresa italiana energivora, chimica e siderurgica, o della ceramica o del vetro, vede i suoi margini erosi in partenza, prima ancora di competere sul mercato globale. Le cause di questa sproporzione sono molteplici. Allora, intanto la tassazione e gli oneri, cioè le imprese italiane sopportano tasse e oneri, componenti fiscali nella bolletta, che rendono il prezzo finale molto più gravoso rispetto agli altri paesi. Poi c'è la dipendenza dal gas. L'Italia dipende in misura più elevata dalle centrali a gas rispetto ad altri paesi ed essendo il gas una commodity volatile, ogni stock sui mercati internazionali resta fortemente e pesa fortemente sulla bilancia. Poi c'è una struttura del mercato elettrico europeo. Anche l'energia da fonti rinnovabili in Italia finisce per ereditare il costo marginale del gas nei meccanismi di pricing elettrico. Ma se il mix energetico è troppo sbilanciato, questo diventa un problema. Poi c'è l'assenza di fondi a basso costo o strategiche, cioè a differenza della Francia, che fa grande uso del nucleare, cioè circa il 65-70% della sua produzione elettrica, l'Italia non dispone di una base energetica simile che possa garantire un prezzo stabile. In sintesi, paghiamo non il triplo della Francia in tutti i casi, ma quasi il doppio, con picchi e condizioni che possono rendere il confronto ancora più sfavorevole. Questo comporta che cosa? Crisi aziendali, competitività e rischio di deindustrializzazione. Quando il costo dell'energia diventa così squilibrato, l'effetto sulle aziende è triplice. Esiste un'erosione dei margini, le aziende quindi non con consumo energetico rilevante vedono i loro costi fissi salire in modo irreversibile, lasciando meno margine per investimenti, innovazione e crescita. Poi c'è uno spostamento delle produzioni, perché le multinazionali e catene globali guardano dove conviene produrre. Se uno stabilimento in Italia costa troppo, la decisione può cadere su altri paesi. Poi vi è il tema della deindustrializzazione diffusa, cioè quando un intero distretto industriale, chimico, siderurgico o ceramico, viene considerato non sostenibile in Italia, si generano effetti a catena, quindi perdita di occupazione, abbandono dei territori, indebolimento delle strutture produttive nazionali. Altu-Glass è solo un caso simbolico, ma non è isolato. Se non si affronta la condizione energetica, rischiamo che storie simili diventino la norma piuttosto che l'eccezione. E questo noi in Italia non lo possiamo permettere. Che cosa si può fare quindi dando alcune linee di intervento? Allora, delle proposte possono essere. Allora, intanto non esiste una soluzione semplice e rapida, ma una serie di misure integrate. Allora, queste possono essere la riforma del mercato elettrico, cioè ridurre il peso del meccanismo marginale che trascina i prezzi verso i costi più alti del gas. Poi bisogna avere un taglio o revisione degli oneri e delle tasse sull'energia per le imprese energivore, magari legato a standard di efficienza e decarbonizzazione.
E poi bisogna fare un investimento in fonti energetiche strategiche, le rinnovabili, l'accumulo, l'idrogeno, ma anche esplorazione con tutte le precauzioni ambientali di soluzioni a lungo termine come il nucleare o reattori modulari, come alternativa per assicurare un carico base a basso costo. Poi servono incentivi all'autoproduzione e alla cogenerazione industriale, cioè quando tecnicamente possibile per ridurre la dipendenza dalla rete elettrica esterna. E poi ancora un piano nazionale per la competitività energetica dell'industria, con sostegni veri e mirati per i settori strategici, per evitare che i produttori decidano di spostarsi fuori confine. E inoltre serve anche un dialogo territoriale e un accompagnamento. In casi come Altru-Glass, lo Stato deve essere parte attiva, affiancando imprese nei passaggi, riconvertendo attività e accompagnando i lavoratori. Quindi, in conclusione, cosa c'è da fare? Allora, secondo noi il caso Altru-Glass è un segnale da sofferenze industriali, lavoratori che perdono il posto, una fabbrica che chiude, ma è anche un segnale strutturale. Il sistema energetico italiano sta diventando una zavorra per chi produce. Se non invertiamo la rotta, lo shock energetico non resterà un'emergenza temporanea, ma diventerà una nuova normalità della crisi industriale. E questo l'Italia non può permettere. Per questo non è più un problema di competitività locale, è una crisi nazionale che tocca la sovranità industriale, la capacità di generare ricchezza, il destino dei territori produttivi. Le misure urgenti vanno prese ora, con coraggio, prima che le chiusure diventino una catena irreversibile e inarrestabile, soprattutto per il nostro territorio del Veneziano. Smettere di fumare sembra impossibile, ma esiste un metodo innovativo che può aiutarti a liberarti dalla dipendenza in soli 20 minuti. Si chiama riflessologia auricolare, una tecnica che stimola 25 punti sull'orecchio destro e 22 su quello sinistro, utilizzando un elettrostimolatore. Ogni punto corrisponde a un organo o una parte del corpo, agendo direttamente sulla causa fisica della dipendenza da nicotina. Il micromassaggio delle onde disgrega i residui tossici del tabacco accumulati sulle fibre nervose, liberandoti istantaneamente dal bisogno di fumare, senza dolore e senza effetti collaterali. Le tossine vengono poi eliminate naturalmente dall'organismo. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 40 688. Chiama per saperne di più.